Professore, stiamo entrando nel pieno della campagna per le regionali e ci sono dei problemini tra governo e regioni, anche di centrodestra, relativamente alle centrali nucleari, perché ci sono state molte regioni del centro e del sud, alcune di centrodestra, molte di centrosinistra, che hanno detto no al nucleare, regioni invece come Veneto, come Lombardia, come Friuli, Venezia Giulia, che sono favorevoli al nucleare, però ultimamente hanno detto sì, va bene, però no a casa nostra. Abbiamo visto per esempio sulla stampa uno scontro, diciamo, al calor bianco fra il candidato del centrodestra Zaia, che non le vuole, e il suo referente dentro la Lega Calderoli, che invece dice che sono un'opportunità. Stessa cosa dice Scajola. Come giudica lei questa sorta di contrasto che non si capisce se sia apparente o reale? Allora, diciamo una cosa, le centrali nucleari sono una pappatoia, perché pensiamo a quanti miliardi ci vogliono per costruirle e quante mani ci entreranno. Quindi già cominciamo con entrare nel merito di una vicenda che richiederebbe l'utilizzo di truppe armate per evitare... Solo la progettazione è costosissima, tra le altre. Quindi ne succederanno in tricolore. Il problema delle centrali nucleari, noi non siamo ancora, siamo al limite di trovare, ma non noi, una centrali nucleari più moderne, più sicure e più efficienti, più pulite. Quelle che andremo a fare noi non sono dell'ultima generazione, che non è ancora emergendo. Noi andiamo a fare già di una generazione superata. Già questo dice che chi le vuole è un irresponsabile. Ultimo, noi abbiamo tutta una serie di elementi produttivi di elettricità che non abbiamo perseguito, di elettricità pulita, di energia pulita, e a poco costo. Prima di tutto si fanno quelli, e poi tanto prima del 2013 non si parte, dopo aspettiamo che vengano quelle di ultima generazione e affrontiamo quel problema. Certo. Poi che tutte le vogliono a casa altrui, è vero. Devo dire che veneti, friulani, lombardi dimostrano che sono le Bauscia, dicono a Milano. A Milano dicono Bauscia, sì. E qua Polentoni, non lo so. Sì. Io sono veneziano. Se diventa sindaco Brunetta, sono Apolide. No, sono Apolide. In Val Brembana dicono Balabiot. No, non sono esperto sulla Val Brembana. Va bene per Bossi. Allora, se diventa sindaco Brunetta, io mi rendo Apolide, resto veneziano se vince Orsoni, perché Orsoni gli riconosco la venezianità, l'altro è solo nato a Venezia. Allora, che Zaia comandi qualcosa è tutto da vedere. Chiaro. Qui che decide per la Lega non è lui. Se la Lega ha deciso sulla base di valutazioni che non sono certamente sui costi non c'è niente. Sì. Poi stiamo parlando di centrali che entreranno dopo il 2020, quindi cose avvenire, sono tutti morti, siamo tutti morti, quindi non c'entrano per niente. Sono soltanto che è un lungo iter di lunghe tangenti, potremmo dire, no? E quindi se la Lega ha deciso, Zaia non conta niente, devo dire di sì. Quindi praticamente lei sta dicendo che potrebbe materializzarsi conta Calderoli, non Zaia, che dicono in campagna elettorale no, perché non vogliono pararsi con l'elettorato, e poi passata la festa si gabba lo santo. Ma certo che sicuro, guardi, sono pronto a scommettere qualunque cifra con Zaia, che se la Lega dice sì dopo le elezioni, lui dice sì. Il problema sono i veneti, se continuano a credere a quelli che raccontano loro la favoletta della principessa sul pisello, si tratta di capire che pisello... Il pisello è verde. Ma si tratta di vedere a che pisello si riferisce. Sono tanti piselli, capito? E quindi bisogna vedere il pisello, ci sono piselli che sono ti metti disteso sulla pancia e piselli che ti metti disteso sulla schiena, capito? Certo. Si tratta di vedere che pisello è. Chiaramente, perché vede, con tutti i suoi difetti, il Sud sa difendersi. Lei, che la Calabria sia di destra o che sia a sinistra, va a mettere nella centrale nucleare, vedrà come li prendono a calci nel sedere, no? Politici, esercito, così via. Non lo vogliono noi dovremmo accollarci, noi federalisti, ci accolleremo tutto. Il Veneto, i Veneti. Il Veneto, i Veneti, no, il Veneto, i Veneti, nel senso che i Veneti lavorano per gli altri. E questa è una regola, ma i Veneti se lo mettono a vedere. La gente ha quello che si merita. Se un popolo non ha dignità, non ha la spina dorsale, è molle, flaccido, è invertebrato, qual è l'animale più invertebrato che ci sia?
il verme. Sì. E il verme lei non fa fatica a schiacciarlo, capito? I veneti la capiscono? No, problemi loro. Ho capito. E io vado via, non ho miei problemi. Sul nucleare lei ha riproposto in modo molto sintetico un ragionamento che fa il Premier Rubbia, che è stato anche lui tacciato di non essere competente, per esempio. E no, soltanto premio Nobel per la fisica. Comunque, mi pare che sia stato Scajola, noto esperto di... sia lui che Casini hanno detto che erano poco consistenti le sue argomentazioni. Sì, perché sono di grandi esperti in fisica loro. Lui è soltanto un premio Nobel. Ecco, io vorrei solo sapere da Casini se mi dice quante volte ha fatto l'esame di diritto penale. Chiaro. Per curiosità mia. Ecco, io volevo chiedere una cosa, perché il riferimento in questo caso è al bluff che si fa attorno al referendum che c'è stato, perché quando ci fu il referendum contro il nucleare non si vietò il nucleare tout court, semplicemente si disse per fare le centrali nucleari non si spendono soldi pubblici. Come mai i grossi, contractors privati, Gruppo Marcegaglia, Caltagirone, Ligresti e altre Todini, non mettono sul piatto 100 miliardi a centrale e intervengono in ossequio al criterio del libero mercato costruendosele con i loro soldi? Il concetto del libero mercato per questa gente, per i nomi che lei ha citato, è mi ciappo e ti me dà. Io prendo e tu dai, questo è il concetto del libero mercato. Allora, loro non hanno nessuna intenzione di investire i soldi, loro investono i soldi necessari a incassare, e cioè vanno in banca, si fanno dare, poniamo, 5 miliardi, sì, fanno eccetera, perché man mano lo Stato gliene dà 10. Questo è il lavoro della Marcegaglia. Lei vedrà, questi nomi che le ha citato stanno tutti dentro, non dico dentro in galera, dentro nell'affare, insomma. Quindi non mi pare molto fiducioso sullo sviluppo del nucleare da questo punto, sullo sviluppo sano del nucleare. Ecco, sano. Anomalo sì, sano non lo so. E quindi è difficile essere, fiduciosi su uno sviluppo insano. Ma su uno sviluppo insano credo possa avvenire. Dipende se ci sono i soldi pubblici, perché tutto sarà lì. Se non ci saranno i soldi pubblici non si preoccupa, non si fa niente. Ecco, un altro grande esperto di pianificazione energetica, che è l'ingegnere Roberto Vacca, ha detto più di una volta, vabbè, però prima di parlare di centrali di un tipo o dell'altro non si capisce perché l'Italia non abbia un piano energetico, cioè non si metta nero su bianco quanto si prevede di consumare in termini energetici. Non ha capito niente, non serve quello, non rende. Chiaro. Ha capito? Questo è il paese che noi abbiamo. Gli acquedotti, anche se messi male, eccetera, quando gli acquedotti diventa una tetta da mungere, arriva il privato. In Italia, mentre all'estero, dice, vieni qua, se quando prima è da costruire la tetta entra il privato. Chiaro. Noi il privato entra quando è da mungere, ha capito? Votiamo quelli che gli danno da mungere la tetta, hanno ragione.